Il varo della Giunta spacca la maggioranza, scissione in Fratelli d'Italia e cisma in Forza Italia. Conferenza stampa in prefettura, approvati i documenti e presentato piano d'emergenza. Premio nazionale di giornalismo assegnato alla collega Irene Milisenda. Oggi passeggiata della salute alla Valle dei Templi di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il varo della giunta regionale spacca Fratelli d'Italia in Sicilia, ma far scricchiolare la maggioranza del governatore della Sicilia a 52 giorni dalle elezioni è anche lo scisma di Forza Italia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via da stamani il nuovo governo Schifani, gli assessori designati dal Presidente hanno così giurato e successivamente seduto all'Ars. Due le novità relative anche alle deleghe assessoriali, due gli esclusi all'interno della formazione politica di Fratelli d'Italia, Giusy Savarino, Agrigentina, in un primo tempo assegnata al territorio ambiente, e Giorgio Assenza e beni culturali. Al loro posto entrano Elvira Mata, moglie dell'ex assessore Razza, Delfino di Musumeci, attuale ministro, sempre ai beni culturali, Elena Pagana al territorio ambiente. Ecco l'elenco completo con le relative deleghe: Luca Sammartino, Lega, assessore all'agricoltura e sviluppo rurale, Edmondo Tamaio, Forza Italia, assessore alle attività produttive, Andrea Messina, DC, assessore all'autonomia locale e funzione pubblica, Elvira Mata, messinese, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, Marco Falcone, Forza Italia, l'assessore all'economia, Roberto Di Mauro, l'unico agrigentino Elisa dell'MPA, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Nuccio Albano, Democrazia Cristiana, assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro, Alessandro Ricò, Fratelli d'Italia, assessore alle infrastrutture e mobilità, Mimmo Turano, Lega, assessore all'istruzione e formazione professionale, Giovanna Volo, unica esterna, quota Forza Italia, assessore alla salute, quindi Elena Pagana, come già detto, assessore al territorio e ambiente, Francesco Paolo Scarpinato, new entry, quota Fratelli d'Italia, palermitano, 49 anni, a cui va la delega assessore al turismo, sport e spettacolo, una delle deleghe più pesanti e prestigiose della regione siciliana. Le funzioni di vicepresidente sono state così attribuite all'assessore Sammartino, mentre l'assessore Falcone è stato delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione. Sentiamo ora il presidente Schifani e l'agrigentino onorevole Roberto Di Mauro, ne è assessore all'energia. Da oggi si parte e ci aspettano appuntamenti di grandissima emergenza, di grandissima urgenza da parte un po' della storia politica siciliana. Abbiamo un'agenda molto fitta che mi ha portato in momenti anche di tensione di queste ultime ore ad assumermi la responsabilità di continuare ad essere governatore, perché sono stato eletto da 822.000 persone, sono stato eletto anche dai partiti, i quali hanno la loro autonomia, la loro identità e la loro dignità. E abbiamo delle sfide da tremare i polsi, però faccio un esempio: la parifica del bilancio 2020, sapete che vi è un giudizio di verifica da parte della Corte dei Conti che ha elevato contestazioni su quel dato contabile non indifferenti. Vi sarà un'udienza su questo, la Regione sta predisponendo un'articolatissima difesa. Il rendiconto generale 2021, che è conseguente parifica, a breve dovremo chiudere l'esercizio 2022 con predisposizione del relativo rendiconto, predisposizione del bilancio 2023, naturalmente, bilancio triennale 23-25, definizione e completamento degli interventi a valere delle risorse del PNRR, completamento degli obiettivi previsti dai programmi comunitari, la cui chiusura è prevista per il 31/12/2023, avvio degli interventi a valere sui programmi comunitari 2021-27, definizione di forme di aiuto per le imprese e per le famiglie in questo momento di particolare disagio economico e sociale che mette a rischio numerosi posti di lavoro, riorganizzazione dell'amministrazione regionale per renderla più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. Assessore, delega importantissima, energie e rifiuti, avete già individuato quali saranno le priorità? Certamente è una delega strategica per la Sicilia, perché a mettere in campo attività che riguardano i rifiuti, riguardano l'acqua,
il sistema fognante e anche il tema dell'energia, che in questo momento è all'ordine del giorno non solo regionale ma anche nazionale, mette il governo nella necessità di dover trovare risorse, comprendere le difficoltà dei comuni che debbono adottare certamente progetti e soprattutto immaginare un percorso attraverso la parola magica energetica, qualcosa che possa consentire alle imprese siciliane e alle aziende siciliane di poter risparmiare. È un argomento che è all'ordine del giorno su scala internazionale. Noi come siciliani dobbiamo cercare di fare qualcosa di positivo per la nostra terra. Dal punto di vista politico, come autonomisti siete rimasti un po' delusi da questa ripartizione degli assessorati? L'assessorato del Giro è un assessorato importante, si è fatto un po' un conteggio di natura aritmetica che non è consono a quelli che sono diciamo, le attività di un governo, però contiamo di fare bene in questo assessorato, di dare un aiuto al governo e soprattutto di affrontare temi essenziali che riguardano i servizi in Sicilia. Quindi se parliamo di turismo, parliamo di sviluppo, parliamo anche di cultura del territorio, non si può non parlare di fogna, di acqua, di energia e di servizi come i rifiuti, che è un argomento che è all'ordine del giorno di tutti i comuni della Sicilia e quindi di un sistema anche che porta alla valorizzazione del nostro territorio, perché per quanti sforzi si possono fare sul turismo e sulla cultura, una cosa deve essere chiara: le città devono essere pulite. La Regione per le sue competenze deve fare la sua parte e i comuni il resto. Il malumore all'interno della maggioranza rientrano? Ma ci sono posizioni diverse in qualche partito, credo che però prevarrà il buonsenso, perché su quelle che sono le cariche istituzionali, e cioè il Consiglio di Presidenza e in fondo anche la Commissione, c'è l'interesse della Sicilia di andare avanti e poi le cose si andranno più avanti comprendendo. Il presidente della Regione Renato Schifani ha firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina dei 12 nuovi assessori. Crolla il veto di assegnare la carica a deputati eletti, vince la linea di Fratelli d'Italia Nazionale. Così entrano in giunta Scarpinato e Pagana, restano fuori Savarino e Assenza. Elvira Amata, deputato regionale per la seconda volta con la benedizione del listino presidenziale, varca la soglia della stanza di Renato Schifani. Lei è la messaggera di Francesco Lollobrigida, ministro della sovranità alimentare e cognato di Giorgia Meloni. Il presidente della regione di centrodestra intesta un elenco, contiene prevalentemente i nomi dei deputati regionali che potrebbero diventare assessori. Votatissimo al Consiglio Comunale di Palermo e terzo classificato nella corsa all'ARS delle regionali. Scarpinato ha uno sponsor di peso, l'ex assessore al turismo Maglio Messina e appunto Lollobrigida. Amata comunica ufficialmente che i vertici di Fratelli d'Italia non sono d'accordo con la visione di Schifani. Il presidente della regione salta la regola che era servita a cucire le bocche degli alleati che reclamavano ciascuno nuovi esponenti politici in giunta. Con la scelta di Scarpinato cade la prima testa, quella di Giorgio Assenza. Nel giro di 2 ore i telefoni di Fratelli d'Italia esplodono e cade anche la seconda testa, la fedelissima di Nello Musumeci, Giussi Savarino. Deve fare posto Elena Pagana, ex deputata regionale non eletta nel collegio di Enne, moglie di Ruggero Razza. E se il partito di Giorgia Meloni è spaccato in Sicilia, anche in Forza Italia avviene uno scisma e la nascita di 2 gruppi distinti all'Arso, uno con 5 deputati, che fa capo a Gianfranco Micichè, e un secondo gruppo con 8 deputati, in cui si è scritto anche Schifani, e che vede come capogruppo Pellegrino. I rapporti mai idilliaci tra Schifani e Micichè si sono incrinati durante il confronto per la composizione della giunta. La scorsa settimana il commissario del partito azzurro, nel giorno dell'insediamento all'Ars e dell'elezione del nuovo presidente Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, aveva detto chiaramente di considerarsi fuori dalla maggioranza. Michele Catanzaro è il presidente del gruppo parlamentare PD all'Ars. Catanzaro, 41 anni, alla seconda legislatura, è stato eletto all'unanimità. Vediamo. Noi faremo l'opposizione intransigente, quell'opposizione che ovviamente sarà attenta e vigile al lavoro che questo governo regionale dovrebbe iniziare a fare, perché ormai sono tanti i giorni che sono passati dall'esito del voto e quindi noi saremo qua
a fare quell'opposizione che non ci interessa essere quella opposizione demagogica, ma è quell'opposizione costruttiva per dare lustro e per dare ovviamente quelle opportunità al nostro territorio, alla nostra, in questo caso consentitemi di dirlo, anche alla nostra provincia, che è quella di Agrigento, al di là di essere io il capogruppo di tutto il gruppo parlamentare. La provincia di Agrigento ormai è risaputo, sono diverse le esigenze che la nostra provincia ha. Noi continuiamo ad essere una delle ultime province nel fanalino di coda delle province in Italia, sono tantissimi gli argomenti che riguardano la nostra provincia, partendo da quello che secondo me è un argomento principale, che è quello della viabilità. Quello è un argomento che non mi stancherò mai di portare avanti, oggi diventa ancora più importante. È chiaro che con tutti i fondi che arriveranno del PNRR io spero che la provincia di Agrigento non sia quella provincia dimenticata come nell'ultimo governo regionale. Non parlo soltanto sulle terme di Sciacca, ma parlo sul termalismo regionale, perché abbiamo perso troppo tempo e quindi è arrivato il momento che questo governo regionale metta in agenda quello che vuole fare sul termalismo regionale, anche se già un inizio c'è, che è quello della partecipazione al bando di Cassa Depositi e Prestiti. Conferenza stampa stamani in prefettura sulle dighe di Agrigento, approvati i documenti di protezione civile e presentato il piano d'emergenza. Vediamo. Si è svolta stamani presso la prefettura di Agrigento una conferenza stampa a cui hanno partecipato il prefetto Maria Rita Cocciufa, il dirigente del Dipartimento di Protezione Civile regionale, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dirigente dell'ufficio tecnico per le dighe di Palermo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel corso dei quali sono stati approvati i documenti di protezione civile relativi alle dighe di Agrigento, Castello, Furore, San Giovanni e contestualmente presentato il piano d'emergenza speditivo concernente la diga Arancio. Si tratta di un'iniziativa che mira a realizzare un piano di emergenza a valle delle dighe. Noi qui abbiamo diverse dighe e il prefetto oggi approva questa pianificazione che è stata realizzata d'intesa tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile provinciale e l'ufficio dighe. In realtà si tratta di una pianificazione nell'ambito della pianificazione generale del famoso piano provinciale di protezione civile. È un piano speditivo, significa un piano dinamico, molto agile, di facile consultazione e soprattutto è un piano che individua compiti e priorità. Chi fa che cosa? In caso di alluvioni e quindi di grandi precipitazioni e quindi che determinano la necessità di aprire le paratie e quindi far sì che l'acqua dalle dighe possa defluire a valle, proprio per cercare di allertare la popolazione, salvare quello che si può salvare. Oggi è una tappa, nel senso che io approvo questi piani che però devono essere ora poi comunicati ancora agli enti locali, condivisi con gli enti locali, comunicati alla popolazione. Diciamo che è una tappa importante di questo percorso. Stiamo lavorando sempre su quel versante, su quel fronte della prevenzione e di protezione civile di cui abbiamo già parlato diverse volte. Sì, oggi stiamo dando attuazione a una fase del piano dighe. Ci sono 4 dighe sostanzialmente che interessano il territorio provinciale. Oggi cominciamo con la diga più importante, la diga del Lago Arancio. È stato predisposto dalla Regione il documento di protezione civile per la diga, dove vengono fissati i 4 livelli di pericolo, di rischio diga, quindi la fase di preallerta, la fase di vigilanza rinforzata, la fase di pericolo e la fase di collasso. Nell'ambito di queste vengono poi strutturati gli interventi degli enti che devono compensare e mettere in sicurezza l'alveo a valle della diga. E quindi questo, il piano di emergenza dighe in fase di redazione in Regione, è stato anticipato da un piano speditivo predisposto dalla Prefettura, ora autorizzato dalla Prefettura, che abbiamo predisposto come Vigili del Fuoco e come Protezione Civile Provinciale, quindi abbiamo collaborato io e il dottor Tuttolomondo,
in modo da avere già un'organizzazione in modo che il Comune e gli altri enti, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la provincia, tutti gli enti interessati per gli aspetti di protezione civile si ripartiscano i compiti in modo da proteggere la popolazione nel caso si attivino le manovre necessarie per tenere in sicurezza la diga predisposte dall'organizzazione della direzione dighe. Oggi si parlerà solo della diga Arancio o anche delle altre? Oggi cominceremo definendo tutto l'aspetto della diga Arancio. Successivamente sono in fase di predisposizione i documenti di protezione civile delle altre 3 dighe e quindi sarà fatta un'ulteriore riunione, ormai sulla base di una linea guida che fatta per la diga Arancio avrà attivazione anche per le altre 3 dighe, in modo da completare il piano diga per tutti gli aspetti di rischio connessi a questo rischio per la provincia. Molto utile è stato in questo senso il lavoro che ha fatto la Protezione Civile regionale, studiando tutte le interferenze che in caso di rischio alluvionale interessano la rete viaria della provincia, perché sulla base di questo documento abbiamo tratto fuori le aree interessanti, gli alvei dei fiumi che si trovano a valle di queste 4 dighe. Spaccio di droga all'ombra di Cosa Nostra, 15 arresti nell'operazione Gold Green a Palermo. I dettagli nel servizio. Alle prime ore di stamattina nella città di Palermo e Africo Nuovo, Reggio Calabria, i militari del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a 15 provvedimenti cautelari, 10 in carcere e 5 agli arresti domiciliari emessi dal GIP presso il Tribunale palermitano su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con le aggravanti relative alla composizione dell'associazione con più di 10 associati, all'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività mafiosa e per essersi poi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Sono anche contestati vari episodi di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagine costituisce l'esito di un'articolata manovra investigativa antidroga focalizzata nel contesto territoriale dei mandamenti mafiosi palermitani di Porta Nuova, Brancaccio e Tommaso Natale San Lorenzo, che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e che si occupava di importare nel territorio palermitano tramite veri e propri canali di rifornimento grosse partite di narcotici da immettere nelle piazze di spaccio del capoluogo, registrando così ulteriori connessioni con le singole articolazioni mafiose interessate territorialmente. L'importante dispositivo di contrasto al traffico di stupefacenti connesso con Cosa Nostra, di cui si è dotato il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, ha sviluppato un articolato percorso investigativo antidroga coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzato così al contrasto del principale e più redditizio asset di arricchimento della criminalità organizzata mafiosa. L'indagine, avviata nel settembre del 2019, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario che è stato sostanzialmente accolto nell'odierna ordinanza, secondo il quale per l'appunto sussistono gravi indizi che dovranno successivamente essere confermati dagli ulteriori passaggi processuali in ordine ai gravi reati ipotizzati in capo ai soggetti indagati. In sintesi, le investigazioni hanno anche permesso di collocare al vertice dell'associazione importanti uomini d'onore già definitivamente condannati per la loro appartenenza all'associazione mafiosa, delle famiglie mafiose di Palermo Centro e di Partanna Mondello, che coadiuvati dagli altri sodali, fra i quali anche affiliati mafiosi del mandamento di Brancaccio, non attinti dalla presente misura in quanto già sottoposti a misura cautelare in altro procedimento, operavano a tutto tondo nel mercato degli stupefacenti, rapportandosi sia con fornitori operanti in altre regioni, Campania e Calabria, sia con spacciatori palermitani incaricati di rivendere al dettaglio i narcotici, ma anche di appurare che parte dei proventi derivanti dallo spaccio siano stati effettivamente destinati al mantenimento dei detenuti affiliati e a più famiglie mafiose del capoluogo, ma ancora di individuare in un'abitazione di Pollena Trocchia, Napoli,
un deposito di stupefacenti del gruppo criminale all'interno del quale il 14 maggio del 2020 venivano sequestrati 255 kg di hashish. L'operazione ha permesso di arrestare 8 corrieri e sequestrare complessivamente ulteriori 185 kg di sostanze stupefacenti di varia tipologia, cocaina, hashish, crack, nonché circa 52.000 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività illecita. E così la storia mafiosa di Palermo torna pericolosamente indietro a nomi che per l'appunto sembravano essere ormai dimenticati, nomi di mafiosi che erano stati esiliati da Salvatore Riina dopo lo sterminio delle cosche perdenti all'inizio degli anni '80. Eppure stanotte i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato primo fra tutti Michele Micalizzi, il genero del boss Rosario Ricco Bono, il capo mafia di Partanna Mondello ucciso nel 91. Le indagini coordinate della procura, oggi diretta da Maurizio De Lucia, dicono come Micalizzi sarebbe stato al centro del grande traffico di stupefacenti dalla Campania e dalla Calabria. Apprendiamo il nome di Micalizzi grazie ai colleghi di Palermo Today. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma racconta di grosse partite di cocaina e hashish arrivate direttamente a Palermo con il metodo degli anni 70. Micalizzi e i suoi fidatissimi collaboratori raccoglievano in ultimo le quote investigative delle varie famiglie e procedevano agli acquisti dello stupefacente. Premio nazionale di giornalismo Salvatore Gilotti assegnato alla collega Irene Milisenda. Arturo Cantella. Si è svolto ieri ad Agrigento presso il Circolo Empedocleo la prima edizione del Premio nazionale di giornalismo intitolato alla memoria di Salvatore Gilotti. Totò Gilotti, maestro per diverse generazioni di giornalisti siciliani, è stato per molti anni il responsabile delle pagine provinciali del Giornale di Sicilia. Alla cerimonia di consegna della targa premio è stata assegnata nella giuria del sindacato a un giovane giornalista, la collega Irene Milisenda di Grandangolo, e scrive anche per Quotidiano di Sicilia. Hanno preso parte diversi colleghi che hanno lavorato al tempo con Gilotti effettuando interessanti interventi. La manifestazione è stata organizzata dal sindacato Saggi, è stata coordinata dal responsabile regionale, il collega Enzo Nocera, e ha visto anche la partecipazione di un proprio contributo online dello scrittore e saggista Matteo Collura, che iniziò la propria carriera proprio al Giornale di Sicilia con Totò Gilotti. Sì, è la prima edizione di un premio che il Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani ha voluto appunto indicare nella persona, ha voluto ricordare soprattutto un grande professionista, un giornalista agrigentino che ha dato tanta esperienza, ma soprattutto ha dato quella materia che per noi giovani cronisti locali è servita per affrontare poi le nostre quotidiane cronache su giornali o emittenti radiotelevisive. Totò Gilotti è scomparso da un anno e questa manifestazione lo vuole ricordare. Il premio che il Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani quest'anno viene assegnato ad una giovane cronista, Irene Milisenda, una valida collaboratrice del settimanale Grandangolo di Agrigento, ma la serata vuole essere anche un momento di confronto tra i colleghi per appunto non solo per ricordare Totò Gilotti, ma per capire appunto dove va la professione. Una giovane cronista agrigentina premiata oggi, che effetto fa? È bello ricevere un premio. È sempre bello ricevere un premio, anzi è il mio primo premio, è una grande emozione anche sapere di avere un premio importante alla memoria come il carissimo giornalista Gilotti, è davvero un grande onore, sono lusingata per questo premio e lo dedico ovviamente a tutta la mia redazione di Grandangolo Agrigento. Un premio oggi alla memoria del collega Gilotti, nonché suo padre, ecco, un riconoscimento sicuramente importante anche per la memoria e per quello che ha rappresentato nel giornalismo agrigentino suo padre. Sì, sicuramente, è un premio importantissimo per noi perché ci stiamo rendendo conto veramente, sia io che mia mamma, che le mie sorelle, che mio papà deve aver lasciato un segno, per cui siamo veramente felici e commossi per questa grande iniziativa che ci vede partecipi, diciamo così, oggi pomeriggio. Infatti ringrazio
ringrazio Nino Randisi soprattutto perché è lui il promotore con il Saggi, con il sindacato autonomo. Siamo veramente contenti e speriamo che possa andare avanti negli anni, raccogliere i frutti che papà ha seminato. Un ricordo particolare dell'attività legata anche all'attività di suo padre e alla sua infanzia? Allora, io ricordo un aneddoto, esami di Stato al liceo scientifico, ho fatto il tema di italiano. Ho saputo dopo, nel commento dell'insegnante che correggeva il tema, che avevo usato un linguaggio giornalistico. Mio papà ovviamente contentissimo e anche io, perché seguivo, diciamo così, la sua scia, anche se poi ho cambiato completamente e ho fatto tutt'altro. Nino Randisi, ideatore del premio, ecco, da cosa scaturisce questa voglia, questa iniziativa che tu come sindacato Saggi hai voluto fare, proprio parlando anche di giornalismo oggi e di dove andrà il giornalismo del futuro? Sì, Totò Gelozzi è stato l'antesignano del giornalista Agrigentini, quando le pagine si facevano con carta e penna, poi si è passati ovviamente ai software. Oggi questo giornalismo romantico dei primi tempi non c'è più. Totò è stato un precursore, è stato anche poi un innovatore, poi ovviamente per limiti di età ha lasciato. Noi oggi ricordiamo la persona, l'uomo, e il maestro di vita per tanti giornalisti agrigentini che ha avviato, come me e tanti altri, e lo abbiamo voluto fare qua ad Agrigento, dove c'è la redazione. Il prossimo anno noi faremo la stessa manifestazione, la faremo a Palermo, dove era la sede del Giornale Sicilia. Ecco, oggi si parlerà anche del futuro del giornalismo. Come vedi tu il giornalismo nel futuro, che attualmente, diciamo, con i social sta un po' prendendo altre derive? Sì, ormai, diciamo, la carta stampata è quasi finita, ormai si lavora molto sui social network. Ovviamente questo tipo di giornalismo spesso è incontrollato, le notizie spesso non sono reali, c'è molto fake news, per cui sarebbe importante riportare il giornalismo ai canoni, diciamo, iniziali e non come sono adesso, perché c'è molta deregulation. Nel 1968, al mio ritorno ad Agrigento dal servizio militare, volevo fare il giornalista, avevo deciso di farlo ad ogni costo, dopo una non incoraggiante esperienza di pittore. Così mi si piede nella redazione argentina del Giornale di Sicilia, allora in via De Gasperi. Mi aiutò a farlo Calogero Perolaino, che della redazione era l'autorevole corrispondente. Vi incontrai altri giovani, saltuari collaboratori, ricordo Enzo Alessi, Lillo Argento, e ce ne saranno stati altri, ma in questo momento non li ricordo. E in quella redazione trovai Salvatore Gilotti e Michele Bella, vecchie firme del giornale, e con Gilotti diventai subito amico. Lo ricordo generoso con me che ero alle prime armi, e per niente portato a farsi pesare la sua anzianità e il suo collaudato mestiere. Mi è rimasta in mente la sua fragorosa risata, la ricorderete anche voi, il suo vocione e le sue gote piene quando sbuffava alle prese con i suoi articoli di commento che generalmente si occupavano di politica e di sindacalismo. Quando dalla redazione di Palermo ci sentivamo per telefono, io divenuto nel frattempo redattore professionista del Giornale di Sicilia, era sempre gradevole parlare con lui, e utile anche, perché aveva sempre una notizia da dare, un commento intelligente da fare. Lo ricordo con piacere, dottor Gilotti. Alla Valle dei Templi di Agrigento la passeggiata della salute per la giornata mondiale del diabete. Arturo Cantella. Al via stamani l'edizione 2022 dell'ormai tradizionale passeggiata della salute organizzata dall'unità operativa Educazione alla Salute aziendale dell'ASP di Agrigento in collaborazione con il Parco della Valle, inserita nell'ambito delle iniziative connesse alla celebrazione della giornata mondiale del diabete. L'iniziativa sportivo-educativa ha coinvolto anche quest'anno tantissimi giovani e meno giovani
in un corteo festoso che si è svolto lungo il percorso della Via Sacra. L'edizione 2022 della marcia si iscrive in seno alle azioni di un progetto globale che l'ASP di Agrigento e Prevenzione e Contrasto del Diabete realizza su tutto il territorio provinciale attraverso attività stabili e calendarizzate, ampia la partecipazione di associazioni del territorio, di numerose scuole e di tantissimi studenti che hanno voluto partecipare all'iniziativa. Oggi si festeggia la giornata del Mondiale del Diabete con la passeggiata della salute che vede coinvolti tanti partner, tante associazioni, gli studenti dei vari istituti agrigentini, una giornata importante che l'ASP dedica sempre un particolare attenzione. Ecco, il diabete purtroppo è una malattia invasiva che va avanti, però bisogna con le regole buone dell'alimentazione sapersi proteggere. Il suo punto di vista da medico e da dirigente dell'ASP. Da responsabile dell'unità operativa educazione e promozione della salute dell'ASP, perché non dobbiamo dimenticare che la promozione della salute stimola l'autoconsapevolezza nelle persone, quindi nella popolazione, ormai si parla di comunità, non più nella singola persona, a attuare dei sistemi di prevenzione. Il primo tra tutti per prevenire il diabete è l'attività fisica quotidiana ogni giorno. Oggi è un momento di sensibilizzazione appunto per l'attività fisica. I giovani, si sa, aderiscono anche perché hanno le energie, ma questo messaggio riguarda tutti, perché noi siamo in Sicilia al primo posto per il diabete. Questo perché siamo al primo posto per inattività fisica. Qui stentano a decollare quelli che sono i piani urbani di mobilità sostenibile che dovrebbero vedere dei tavoli in cui la salute, gli enti locali, il terzo settore, il volontariato si mettono assieme per sviluppare dei percorsi di salute differenziati anche per età. Questo lo prevede il piano sanitario regionale. Quindi questo momento vuole essere uno stimolo verso tutti e già infatti il Libero Consorzio ha aderito appieno a questa proposta per intervenire prima che sia troppo tardi, non con interventi spot, ma con interventi quotidiani, con la programmazione, che è una cosa che purtroppo ci difetta. Tra le tante associazioni c'è quella del Soroptimis che partecipa attivamente e fattivamente a questa giornata mondiale del diabete con la passeggiata alla salute. Sì, si stima che un adulto su 10 in campo mondiale sia affetto dal diabete. È una malattia che necessita di grande conoscenza perché non curata genera anche casi di morte. Allora è necessario sollecitare intanto politiche sanitarie adeguate, forte sensibilizzazione e chiaramente noi come Soroptimist siamo qui proprio per sottolineare questo ed aiutare la società in questa difficile lotta, perché il diabete è quasi oramai un'epidemia. Anche quest'anno noi come Agrigento Lions Club Agrigento Chiaramonte, che mi onoro di rappresentare, siamo presenti a questo evento così importante che ormai si svolge da diversi anni. Il tema del diabete è uno dei nostri temi importanti, è uno dei nostri temi a livello internazionale su cui si punta molto, si sta facendo molto. Il livello di ammalati, di colpiti dal dramma del diabete è molto alto e quindi l'attenzione deve essere sempre molto alta e noi per questo siamo presenti e anche oggi noi faremo delle attività di screening con i nostri volontari. Come di abitudine, se voi vi accorgete che siamo presenti ovunque, quando si tratta di volontarietà, quando si tratta di essere presenti per qualsiasi manifestazione sportiva, canorica e tutto, noi siamo sempre presenti, per cui siamo contenti e felici di essere presenti assieme alla sorella e alla nostra collega. Verranno altre che stanno arrivando, per cui noi siamo pronti alla saturazione, alla glicemia e ai vari presidi che di nostra competenza. E anche la FIDAP è presente con le amiche che qui vede vicino a me a questa importantissima iniziativa. È importante la prevenzione
perché è un male questo il diabete, diciamo, è un male subdolo, quindi non si può prevedere, e quindi è bene, occorre con tenacia e con insistenza controllarsi e quindi fare la prevenzione. Ecco perché è importante, anche la FIDAPA partecipa a questa importantissima iniziativa organizzata oggi dall'ASP di Agrigento. Oggi presente a questa iniziativa anche il libero consorzio con la protezione civile. Sì, è sempre importante, partecipiamo con grande piacere a questa attività di prevenzione che rientra sicuramente tra le attività di protezione civile, quindi protezione della gente affinché rispetti le regole e principalmente faccia dei controlli e faccia un monitoraggio continuo sulla propria salute. Scuola Milano, noi lo siamo. Bene signora, un attimo, alla fine lei ha deciso di fare il test, era un po' preoccupata, com'è andata? È andata bene, anche se c'era familiarità nella mia famiglia, è andata bene, almeno per il momento. Com'è andata? Come sta andando? Benissimo, benissimo, molta gente sta ma nella media, diciamo bene. Ecco, quale deve essere la media del... Ma dai 60 ai 120. Ecco, chi va oltre cosa dovrebbe fare? Cosa consigli di fare? Visitare, andare dal medico curante per farsi scrivere qualche farmaco o farsi dare una controllata. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. La nuova candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura per il Codacons ha bisogno di maggior chiarezza. Vuole verificare se i bilanci comunali possano sostenere l'iniziativa. Vediamo. Conferenza stampa oggi del vicepresidente del Codacons Giuseppe Di Rosa circa Agrigento Capitale della Cultura, qual è la copertura finanziaria e quali servizi essenziali. Di Rosa ha mostrato alla stampa le sue forti perplessità circa il progetto, illustrato in dettaglio la delibera consiliare 187 del 13 settembre del 22, che illustra appunto il progetto presentato al Ministero dei Beni Culturali e che a giorni si saprà l'esito. Per Giuseppe Di Rosa il progetto appare più uno strumento di distrazione dalla realtà che un vero progetto di rilancio. Per Di Rosa il fabbisogno economico è moltiplicato 6 volte rispetto al finanziamento ministeriale riconosciuto alla città che vince, che è pari a 1 milione di euro. Guarda, io ho sbirciato sulla delibera di giunta del 13 di settembre del 2022, la numero 187, il comune di Agrigento, la giunta comunale, assenti solo 2 assessori, delibera la partecipazione a Città della Cultura. È un concorso a tutti gli effetti, viene sponsorizzato dal Ministero e questo concorso, per partecipare devi presentare un progetto di fattibilità del progetto stesso con una copertura finanziaria. C'è da dire che il Ministero in caso di vittoria ti concede un contributo di 1 milione di euro, ma tutto il resto di quello che fa il Comune, ed è scritto in una delibera, non lo invento io, tutto è su presunti incassi, presunti introiti, cioè il Comune di Agrigento mette in previsione anche la tassa di soggiorno del 2024, del 2025, il tutto alla pagina 43, stima per il periodo, stima per il periodo, stima per il periodo. Cioè noi mettiamo in stima, in incasso, 960.000 euro di tassa di soggiorno per il 2025, 280.000 per il 2024, ne mettiamo ancora 262 per il 2023. Scusa, è un business plan su un concorso? È un business plan su un concorso, ma è un business plan senza sostenibilità economica. Cioè noi parliamo, io voglio comprare una casa e non ho i soldi. Cioè, ma di che cosa abbiamo parlato? Queste riunioni che ad oggi si sono svolte in pompa magna al Teatro Pirandello il 29 di ottobre, cosa hanno presentato? Quale progetto e quale fattibilità del progetto? Ma noi stiamo chiedendo, intanto immediatamente il Comune renda pubblico
il bilancio del 2022. Qua parliamo di un comune al dissesto finanziario che vuole partecipare, sta partecipando, ha già speso circa 100.000 euro per partecipare ad un concorso con un progetto che non esiste, è un progetto che non ha nessun senso. Si prendono anche la responsabilità di ammettere che spenderanno entro il 2024 ad Agrigento verranno spesi 80 milioni di euro in strutture, infrastrutture, bagni pubblici, di qualsiasi, cioè noi vedremo stravolgere la nostra città. Chi non potrebbe essere d'accordo a questo? Chi è quel pazzo che direbbe no? Ma i soldi chi li mette? E tutti questi endorsement dei paesi limitrofi cosa mettono? Signori miei, qua parliamo, ed è inserito anche nel programma, di una sagra 2023, 2024, 2025, sagra del Mandorrenfiore, quando ancora non sappiamo se quella del 2023 ha una copertura finanziaria. Il Comune non ha soldi per pagare i contributi, per pagare lo straordinario a operatori che lo hanno svolto nel 2016. Il Comune deve soldi a operatori che facevano il servizio dal 2016 a oggi, erano reperibili per l'ufficio tecnico, che sarebbero quelli che vanno a sistemare eventualmente per incidenti o rotture di qualsiasi genere. Ma di cosa stiamo parlando? Dov'è il progetto di fattibilità? Cosa stanno raccontando a voi stampa e alla città? In pompa magna, un teatro pieno, cosa hanno detto? Di cosa hanno parlato? Si prevedono sponsor, ma dove? Tu devi avere in cassa i soldi per partecipare. Se vai al tribunale, partecipi a un'asta, se non hai i soldi non puoi partecipare. Noi stiamo partecipando a un concorso senza avere la copertura finanziaria. Non è possibile, Codacons non ci sta, Agrigento ha bisogno di sapere di quel che deve morire. Questi hanno distrutto totalmente, non c'è più, non stanno raschiando il badile, si sono fottuti anche il badile e non aggiungo altro. Parliamo adesso dell'emergenza rifiuti in Sicilia, vediamo. È un problema che noi abbiamo sollevato negli anni, è inutile che poi ci si va a sbattere la testa contro un muro di gomma e non si risolvono i problemi. Dell'impiantistica in Sicilia se ne parla da oltre 20 anni, siamo da 20 anni in continua emergenza. Il governo Musumeci, che ha preceduto l'attuale governo, doveva dare risposte che non ha dato. Ancora oggi si parla se gli impianti devono essere impianti di termovalorizzazione o meno, si parla di avvisi, ma di fatto c'è un dato oggettivo, che i rifiuti proprio in questi giorni stanno iniziando a partire per andare fuori dalla Sicilia e addirittura in Olanda, con costi che sono passati per la frazione differenziata da 150 euro in meno di 3 anni a 400 euro a tonnellata. Questo cosa significa? Che i sacrifici che vengono fatti da tutti i comuni della Sicilia saranno vanificati proprio per l'assenza non solo di programmazione ma anche di realizzazione di quelli che sono gli impianti, soprattutto per la frazione indifferenziata. Poi c'è tutto il resto, proprio oggi si parla in questo seminario di quello che è la filiera invece dei rifiuti differenziate, dell'avvio al recupero, tutte quelle che sono le frazioni che possono essere recuperate dall'organico alla plastica, al vetro, alla carta e cartone, e anche là, visto che è un ciclo industriale, ha dei costi. Se i costi sono quelli di mercato, e allora aumentano in maniera smisurata come sta succedendo in Sicilia. Se i costi sono invece quelli di vera attività industriale come succede nel resto d'Italia, allora i costi sono contenuti. Fino a quando il governo non darà risposte in questo senso, e allora noi pagheremo sempre più rispetto al resto d'Italia. Il rifiuto è una risorsa, certo se poi dal governo non ritorna in termini anche di risorse, cioè quindi di risparmi per i cittadini questi sacrifici, allora può venire fuori la sfiducia, ma la sfiducia deve essere contrastata da quello che è sempre il controllo del territorio, ma io aggiungo che non basta solo quello, bisogna ancora di più investire sull'aspetto culturale e sulle nuove generazioni si sta facendo e si sta facendo bene. Sesta stagione di teatro da camera al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento, Arturo Cantella. Presentata ieri presso il Circolo Empedocleo la sesta giornata del Teatro da Camera 2022-2023, che vede la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano.
Diversi gli appuntamenti previsti nella saletta del Teatro del Circolo Culturale Empedocleo. Venerdì 25 Erpiù, venerdì 16 dicembre la Piccola Fiammiferaia, venerdì 20 gennaio Tampasiano dentro casa, venerdì 24 Fiat Voluntas Day, venerdì 24 marzo 2023 Cabaret, venerdì 28 aprile Mario Sorbello, l'altro figlio di Luigi Pirandello, per concludersi la giornata del 26 maggio 2023 con la Sagra del Signore della Nave, edizione appunto 2023, una kermesse scenica degli artisti del Teatro da Camera Empedocleo. Sentiamo il direttore artistico Giuseppe Adamo. Siamo giunti alla 6ª edizione, cosa impensabile quando abbiamo iniziato quasi per scherzo con uno spettacolo e poi ci siamo imbarcati in questa bella avventura. Con la prima edizione abbiamo avuto grossi riscontri e grossi risultati che ci hanno spinto a rifare anche le altre edizioni, che è stato sempre un crescendo di successi, nonostante il periodo di chiusura della pandemia. È ripreso l'anno scorso con la quinta stagione, con altri grandi successi e con la saletta piena fino al limite della concorrenza dei posti previsti dalle limitazioni anti-Covid dell'anno scorso. Quest'anno siamo con la 6ª edizione che parte appunto il 25, sarà più aperta, non ci saranno le prenotazioni obbligatorie, per cui sarà un pochino più semplice da gestire. Il primo spettacolo è uno spettacolo prettamente, diciamo, umoristico, satirico, ed è un attore agrigentino che ormai è trapandante a Roma, Gioacchino Logico, che ci propone Erpiù con tutta una serie di scene, di detti, di musiche, di canzoni romanesche. Il nostro programma è un programma come tutti gli altri degli altri anni, molto variegato, che abbraccia diversi autori italiani. Quest'anno ritorna Camilleri, ritorna Pirandello, e poi le nostre serate si differenziano anche per la natura degli spettacoli, nel senso che abbiamo spettacoli più impegnati, spettacoli che fanno più divertire, spettacoli leggeri e un pochino che accontentano una vasta platea di pubblico. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.